Sabato 14 e domenica 15 ottobre tornano le giornate FAI d'autunno, l'amato e ormai atteso evento di piazza che il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, dedica da 12 anni al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Questa settimana le giornate FAI di autunno si svolgeranno presso la Fulgentissima di Naro, in collaborazione con la Curia Vescovile di Agrigento, il gruppo FAI Giovani, la delegazione FAI di Agrigento e i volontari FAI condurranno i visitatori attraverso le bellezze monumentali della Fulgentissima di Naro. Naro è coinvolta interamente in questa iniziativa delle giornate FAI. Ne parliamo con il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara. Naro è assolutamente soddisfatta di questa scelta e come non potrebbe essere così, e per questo ringrazio il Presidente, l'Avvocato Taibbi, ma anche il Dottore Russo e anche Padre Pontillo, che darà la possibilità ai visitatori di scoprire, di svelare le bellezze di questa cittadina che non è campanilismo, è certamente una delle più belle cittadine della provincia di Agrigento e non solo. Noi mostreremo i nostri tesori. Sarà una scoperta continua. Naro ha 2700 anni di storia, che dirvi, venite numerosi perché il FAI sta facendo un'ottima promozione anche rispetto a queste cose. Noi cercheremo di farvi vedere il lato più bello della nostra città. Come siete coinvolti in questa iniziativa a Naro? A Naro quest'anno apriremo 6 beni, siamo contentissimi di essere ospiti di questo bellissimo comune e saremo felici di accettare tutti i visitatori che verranno. Che tipo di accoglienza farete? Quest'anno ci sarà un percorso urbano, alla fine le aperture sono indipendenti, ma i visitatori potranno spaziare tra un bene e l'altro passando attraverso i murales della città, conoscendo così questo bellissimo comune barocco della nostra provincia. Ecco, tra le cose più belle da vedere a Naro cosa consiglieresti? Sicuramente il Castello Chiaramontano, ma poi le chiese, la chiesa madre, il santuario di San Calogero, diciamo che tutti tra i 6 beni sono caldamente consigliati. Parliamo di questa iniziativa che coinvolge Naro. Ecco, voi come siete coinvolti e che tipo di apporto darete? Padre Pontillo. La diocesi di Agrigento ha accolto la richiesta del FAI, della delegazione di Agrigento, di mettere a disposizione il patrimonio culturale, immobiliare e materiale della città di Naro. Saranno diverse chiese che sono coinvolte nel progetto di valorizzazione del FAI, che è anche uno stimolo alla città, anche in vista di Capitale della Cultura, di riscoprire quello che è il suo patrimonio e chissà sposare un progetto che già abbiamo elaborato, abbiamo presentato, ma abbiamo bisogno di forze anche giovani per poter aprire questo progetto e consegnare alla città, che è Immudia Sagrestie Aperte, cioè un percorso che coinvolge in maniera particolare le sagrestie della città, delle chiese della città di Naro, che sono meravigliose, e che il sostegno è questo. Ci saranno altri comuni magari in futuro che saranno coinvolti in questa iniziativa o l'iniziativa si blocca solo a Naro? Questa edizione riguarda Naro, ma il FAI da diversi anni ha coinvolto diverse città e quindi con grande entusiasmo apriamo le porte, i parroci aprono le porte, ovvero fanno entrare, perché le porte di queste chiese sono sempre aperte, ma in particolare che sono coinvolte le scolaresse. Naro ha tanto patrimonio ecclesiastico da vedere. Naro era ed è per noi la Fulgentissima, è una delle città che ha il patrimonio immobiliare e storico-artistico tra i più importanti, con un barocco che è unico e che non ha nulla da invidiare a Noto. Forse bisognerebbe investire un po' più in comunicazione per fare capire quanto Noto è bella, quanto Naro è bella come Noto. È quello che auspichiamo anche noi, investire in comunicazione, cosa che poco si fa nel nostro territorio. Purtroppo si cerca molta visibilità all'esterno e poco all'interno, mentre la comunicazione all'interno è quello che deve servire, perché prima di tutto il territorio deve riappropriarsi della sua identità e voi, mezzi di comunicazione locale, siete gli unici che lo potete fare.